Buonasera, questa sera vorrei parlare di una problematica nella comunicazione del tema Giulietta e Romeo in Friuli. Io ormai sono anni che seguo le notizie sui giornali, su internet e c'è un problema serio. Quanto serio ve lo mostrerò alla fine. Vediamo di cosa si tratta. Il problema è causato da affermazioni come questa. Lucina e Luigi hanno ispirato Shakespeare. È una cosa che si legge negli articoli dei giornali, su internet, ma si sente anche nei discorsi ufficiali. Praticamente ovunque ci si riferisca a Giulietta e Romeo friulani, di loro si dice questo: Luigi e Lucina hanno ispirato Shakespeare. Che sembra una cosa bella. Ecco, in realtà questa frase, che ovviamente è una semplificazione, ma nella sua semplificazione danneggia il tema di Giulietta e Romeo in Friuli. Che cos'ha che non va questa frase, questa affermazione? Perché sembra corretta a chi conosce già i fatti. Ma quali fatti? Ve li riassumo. Fa sempre bene, vedrete. Allora, Shakespeare non inventava le sue storie. Non aveva tempo, doveva continuamente produrre copioni per la sua compagnia teatrale. E allora prendeva storie già esistenti. Romeo and Juliet l'ha preso da Romeo's and Juliet di Arthur Brooke. Romeo's and Juliet fu stampato 3 anni prima che Shakespeare nascesse. Quindi a Londra circolava già da decenni, nonostante quello che si vede nel film Shakespeare in Love. Brooke l'ha preso da Romeo e Juliette di Pierre Boisteau, Boisteau l'ha preso da Romeo e Giulietta di Matteo Bandello e Bandello l'ha preso da Luigi da Porto. Luigi, proprio quello di Lucina e Luigi. È lui il primo che ha scritto la storia di Giulietta e Romeo. Sì, e nella sua novella c'è tutto, Verona, Montecchi, Capuletti, che in realtà si chiamavano Capelletti, c'è Tebaldo, c'è Fra Lorenzo, la festa di Carnevale, le visite alla finestra, il matrimonio segreto, la rissa per strada, l'esilio, la finta morte di Giulietta, Romeo che torna con il veleno, la tomba, il doppio suicidio nella tomba e la pace finale. Il 90% di quello che ricordate di Romeo e Giulietta l'ha scritto Luigi da Porto. Però non ha mai scritto il titolo. Era un manoscritto senza titolo e quando Luigi è morto, un editore l'ha stampato e ce l'ha messo lui il titolo, che è questo. Storia novelmente ritrovata di due nobili amanti con la loro pietosa morte intervenuta nella città di Verona nel tempo del signor Bartolomeo dalla Scala, che non è un titolo, è un riassunto. E così quando scrivono che Luigi ha scritto storia novelmente ritrovata, eccetera, eccetera, su internet o sui giornali, non si capisce che dentro ci sono proprio Giulietta e Romeo. E così capita perfino, giuro, in 2 occasioni ho letto che Giulietta e Romeo li ha inventati Matteo Bandello. Comunque, questo è un fatto. Luigi ha creato Giulietta e Romeo. L'altro fatto importante è che Luigi, che era un militare, è venuto qui in Friuli a combattere. E l'altro fatto importante è che ha dedicato Giulietta e Romeo a una ragazza friulana, Lucina Savorgnan. E fin qua è enciclopedia. Tutte queste cose si sanno da secoli. Si sanno, sì, ma non si dicono. Questa è la base di cemento di questa storia. E poi, in più, negli anni 80, un professore inglese, Cecil Clough, specialista di Da Porto, ha detto: ma considerati gli indizi, e fa un elenco degli indizi, io concludo che quei due lì, Luigi e Lucina, si sono innamorati, è finita male, lui infatti è rimasto paralizzato e lei ha sposato un altro, e Luigi ha messo pezzi della loro storia dentro Giulietta e Romeo. Ecco, tutto questo nelle comunicazioni è riassunto in Luigi e Lucina hanno ispirato Shakespeare. Sì, che è una frase che andrebbe bene per quelli che conoscono già i fatti, ma quanti li sanno già? Per quanta gente invece l'autore di Giulietta e Romeo è ed è sempre stato Shakespeare. Io per 40 anni credevo Shakespeare.
E allora, prima di venire qui a fare affermazioni, ho voluto verificare. Ho preso carta e penna e ho fatto un sondaggio. A Udine, in piazza, il sabato pomeriggio. È la gente che dovrebbe conoscere questa storia, no? Gli udinesi e i turisti. Ho fatto un sondaggio di sole 3 domande, per non disturbare troppo, e già così non è stato facile. Dicevo, un sondaggio di 3 domande? Neanche una. Comunque, su quasi 500 a cui ho chiesto, 268 hanno risposto. 268, una buona base statistica. Allora, quindi, prima domanda. Chi ha inventato Giulietta e Romeo? Vediamo le risposte. Ecco, il 60% mi ha risposto Shakespeare. Proprio con questo tono. Shakespeare. E chi altri? Poi, altra risposta, questa non me l'aspettavo. Non so chi ha scritto Giulietta e Romeo. 10%. Poi, ecco, Matteo Bandello, cosa vi dicevo? Poi, sono esistiti veramente a Verona. Certo. E poi, sono personaggi della tradizione popolare veronese. Questi qua erano quelli che ci pensavano di più, come se fossero chi vuole essere milionario. Shakespeare sembra un trabocchetto, però neanche sono vissuti veramente, sono una leggenda veronese. E poi ecco finalmente Luigi da Porto, 5%, 1 su 20. Ecco, questa gente, questo 100%, udinesi turisti, è la gente a cui viene detto Luigi e Lucina hanno ispirato Shakespeare. Cosa capiranno da una frase come questa? No, un momento, la comunicazione è davvero così disastrosa, come ho detto? No, mi metto in dubbio. Magari no, magari io ho letto solo gli articoli sbagliati e quelli che hanno sentito parlare di Lucina e Luigi sono informati bene. Allora verifico quanti di questi hanno sentito parlare di Giulietta e Romeo Friulani. È la mia seconda domanda del sondaggio. Avete mai sentito parlare di Giulietta e Romeo Friulani? Vediamo le risposte. 25%. Pensavo di più, Solo 1 su 4. Pensate quanto lavoro ancora c'è da fare di comunicazione. E speriamo di farla giusta la comunicazione. Bene, dicevamo, in quel quadrante blu, 25%, se io mi sbaglio e la comunicazione è corretta, la gente saprà che è Luigi che ha inventato Giulietta e Romeo e non Shakespeare. Vediamo. Combino i dati con la prima domanda e appena il 20% sa di Luigi. 4 persone su 5 invece non hanno avuto la comunicazione corretta. Esperienza personale, È difficilissimo scardinare l'idea che Shakespeare abbia inventato Giulietta e Romeo. Ho visto personalmente che se lo dici solo tra le righe, niente, la gente adatta quello che dici all'idea che il primo autore sia Shakespeare. No, bisogna proprio dirlo chiaramente e inequivocabilmente. Infatti io prima sono partito così, con Shakespeare non inventava le sue storie. Stabilito che alla stragrande maggioranza non viene raccontata la parte più solida, più inconfutabile della storia, cioè che Luigi ha inventato Giulietta e Romeo. Cosa capiranno queste 4 persone su 5 quando sentono questa frase? Cosa capiranno? Basta leggere quello che scrivono quelli che l'hanno sentita raccontare male e cercano di spiegarla agli altri. Eccone uno. Scrive: Luigi ha scritto la sua storia d'amore con Lucina e poi Shakespeare l'ha trasformata in Giulietta e Romeo. Sì, questo è uno dei tanti esempi, però è il più chiaro e spiega qual è l'equivoco su Giulietta e Romeo. L'equivoco che si sta diffondendo, che stiamo diffondendo. Shakespeare avrebbe inventato Giulietta e Romeo ispirato a una storia X. E qual è il problema? A parte Luigi da Porto che si rivolta nella tomba. Il problema serio, che vi dicevo prima, quello serio, non è tanto la disinformazione, ma la reputazione. Dire ha ispirato è un'affermazione talmente vaga che la può dire chiunque. Chi ti contesta? La dice chiunque. Ecco, ho cercato su internet la frase hanno ispirato Shakespeare
E in mezz'oretta ho trovato 12 altri posti che affermano i nostri due innamorati hanno ispirato Shakespeare per Giulietta e Romeo. Ecco. Ed è un tema turistico anche là. Perfino l'Azerbaigian. Udine è uno qualunque di questi 12 posti? Sembra di sì, perché stiamo usando la stessa comunicazione che usano loro. Anche se invece siamo gli unici di questi che hanno avuto l'autore di Giulietta e Romeo in casa. Allora è chiaro, no? Hanno ispirato Shakespeare. È una frase che si può spendere così facilmente, chi te la può contestare appunto, che sa di falso già nel momento in cui la dici. E se la dice uno appena un po' più diffidente, cosa pensa di te che gliela dici? Che reputazione crei? Che reputazione stiamo creando per la storia di Giulietta e Romeo in Friuli se uno, la presentiamo con una frase che sa di falso, Lucina e Luigi hanno ispirato Shakespeare, e due, omettiamo proprio quello che la rende più fondata, cioè che Luigi ha scritto Giulietta e Romeo. Che reputazione? È la mia terza domanda del sondaggio. Che impressione hai del tema Giulietta e Romeo friulani? Positiva, neutra, negativa? Intendo positivo, cioè mi sembra un tema che vale. Negativo, mi sembra una boiata turistica tirata per i capelli. Neutro, non mi sembra una cosa degna di attenzione. Vediamo le risposte. Ecco, questa è l'opinione di chi non sa che Luigi da Porto ha scritto Giulietta e Romeo. Cioè l'opinione della stragrande maggioranza della gente. Positiva, indifferente e negativa. Guardate, metà della gente, quelli gialli e quelli rossi, non gliene può importare di meno. Anzi, a quelli rossi la cosa dà fastidio. E ovviamente loro lo diranno agli amici e lo scriveranno sui social che è una boiata. Per colpa di una comunicazione scorretta. Sì, per colpa di quella. Come faccio a dirlo? Guardiamo la risposta di quelli a cui invece gliel'hanno detto che Luigi ha creato Giulietta e Romeo. Guardate che differenza di proporzioni. Ve la metto in percentuale. Quelli che hanno ricevuto la comunicazione corretta sono quasi tutti positivi su questo tema e nessuno è negativo. È una differenza fondamentale. Spero che sia chiaro il messaggio. Il messaggio non è che c'è gente che ha una cattiva opinione di questa storia, ma che l'opinione della gente dipende da quanto correttamente gliela raccontiamo. Pensate se per ottenere un'opinione migliore dovessimo raccontarla sbagliata, inventando cose. Invece dobbiamo solo raccontarla giusta. E però la raccontiamo sbagliata. Chiudo con un esempio eccellente. Questo fumetto, prodotto dal comune di Povoletto, pur nella sintesi tipica del fumetto e in così poche pagine, sono riusciti a dire correttamente: ma Giulietta e Romeo non l'ha scritto Shakespeare? No, non l'ha scritto lui. Shakespeare ha adattato per il teatro la novella di Luigi. Ecco, non servono molte parole in più. Ditelo, scrivetelo che Giulietta e Romeo li ha creati Luigi da Porto. Che poi non lo ripeterete mai abbastanza. L'avete visto, solo il 5% lo sa già. 19 persone su 20 non lo sanno. Dai, farete un figurone. Ma non diciamo più solo hanno ispirato Shakespeare. Grazie.